Si apre con Lazio Bitonto, la quarta giornata di campionato di Serie A femminile. Amici della divisione calcio a 5, buon pomeriggio e benvenuti al Palatorrino. Un saluto da Matteo Bonacorsi, squadre già in campo a caricarsi per questo inizio di giornata. La Lazio che viene da 2 vittorie e una sconfitta, ovvero quella alla seconda giornata nel derby contro la Roma. Prima e terza giornata di successi, Montesilvano e Molfetta. Quanto riguarda invece la squadra di Cataldo Guarino, 2 vittorie nelle prime 2, Kick-Off e Altamura, e l'ultimo pareggio 3-3 in casa contro il Tiki-Taka. Andiamo a vedere quali sono i convocati per quanto riguarda la squadra di Daniele Chilelli: Diana Monteiro e Parteni, i due portieri, Pantano, Conticelli, Siglari, Barca, Masaro, Betigna Costa, Jennifer, Ruffini, Riccio e D'Alessandri. La squadra ospite invece Torma e Coda, i due portieri, Ghilardi, Nicoletti, Diana Santos, Senedese, Lusileia, Marcon, Caputo, Abbadessa, Grieco e Di Vincenzo. Arbitreranno l'incontro i signori Matteo Ottaviani di Trieste e Rosario Angelo Faiella di Castellammare di Stabia, mentre invece il cronometrista sarà Ivan Treglia di Formia. Primo possesso sarà per le neroverdi di Cataldo Guarino, arrivato il 1° luglio. Questa squadra, sempre allenato la maschile, lui l'ultimo anno portato fino alla semifinale dei playoff il New Taranto, lui che ovviamente è di lì, la prima volta sta allenando una squadra femminile e anche una squadra abbastanza blasonata, il Bitonto, quindi ha tra le mani un'ottima società, un ottimo organico. E allora è iniziata Lazio Bitonto con il primo possesso, la squadra ospite con Pantano che va subito a chiudere qui sotto all'out destro. Vedete già il duello tra i due capitani Barca e Lusileia, ex Lusileia, così come Grieco. Fraseggia il Bitonto, Diana Santos, pallone sulla destra, Senedese in incontro, poi scappa qui Lusileia, mi fa proprio il cenno che la voleva verso Diana Monteiro. Osservata speciale Betigna Costa, capocannoniere in questa via di stagione in campionato, 7 gol per la numero 9, grandissimo impatto per la Lazio. Grieco, destro, palla in avanti per Diana Santos, irraggiungibile. Chiude Riccio, 2 gol in campionato per la numero 18, prima e terza giornata, segnato dunque anche a Molfetta. La Lazio che appunto ha vinto 2 partite su 3 in questa via di campionato, tutte e 2 in trasferta. Occhio perché qui è una pallaccia verso Barca, Lusileia gli ruba il pallone, poi se ne va Lusileia, Diana Monteiro. Riparte subito la Lazio con Pantano che va con l'esterno destro, azione da una parte, azione dall'altra. Saltato le prime 2 partite Pantano per un'espulsione ricevuta lo scorso anno all'ultima giornata. Assente anche Brenda Moreira per la Lazio, intanto qui Diana Monteiro, bravissima con le mani a non farsi sfuggire il pallone. Dicevo, Brenda Moreira assente quest'oggi, così come la gara di Molfetta per infortunio. Pantano prova a difendere questo pallone, riesce soltanto in parte a coprirlo. Rimessa Bitonto, 1 minuto e 30 che se n'è andato, 0-0. Ancora la numero 20 per prendere il pallone, poi lancia in avanti per Lusileia, la va sempre a occupare Barca, tunnel di Lusileia, poi chiude Riccio. È arrivata in ritardo Diana Santos, si è presentata così Lusileia al Palatorrino con un tunnel a Cecilia Barca, molto intelligente a dare il pallone a rimorchio verso Diana Santos. Brava invece Riccio a chiudere. Bitonto che si ripropone in avanti, movimento di Senedese, Lusileia impatta male il pallone. Si è alzata Betigna Costa, così come Jennifer
la 9 e la 10. Diana Monteiro, Siclari, primo pallone toccato quest'oggi. Barca alza la parabola, bravissima Pantano a mettere giù con il petto. Crescita esponenziale di Irene Pantano confronto allo scorso anno. Ottimo lavoro di Riccio, poi Siclari, bella la manovra della Lazio. Barca, Riccio, chiude Grieco. L'exploit fine stagione con l'Under 19 di Irene Pantano, che ha consegnato la Coppa Italia a Daniele Chilelli. Riccio lascia la battuta a Barca, forte dentro, chiude ancora il Bitonto, chiude ancora Grieco. La Lazio che guadagna metri, si avvicina al punto di battuta Valentina Siclari. Andati via i primi 2,20. Poi Barca mette in aria, doppia deviazione, Paratorma, occhio al ribaltone del Bitonto con Pantano costretto a fare gli straordinari. Grieco, Barca stavolta bravissima a chiudere. Partita ad alta intensità sin da subito. Bitonto che si ripropone in avanti, ma sono passati 4 secondi, così almeno ha detto Rosario Angelo Faiella di Castellammare. Dunque cambio di rimessa, saranno le laziali a battere. Siclari, Barca, Suola, si va da Riccio, duello con Senedese, prova a sfondare Riccio, l'ultimo pallone, l'ultimo tocco è il suo. Rimessa ospiti che sbagliano, poi bravissima Grieco a recuperare, ancora la 20 a tagliare il campo. Riccio chiude in rimessa laterale. Diana Santos che si avvicina al pallone. Partono tutte e tre all'indietro, Senedese, Grieco e Lusileia. Un cenno d'intesa con la numero 10. Diana Santos mette dentro, l'ha toccata Barca, no, non l'ha toccata nessuno. Ora si riprenderà con una rimessa laterale dall'altra parte del campo e all'altra squadra, ovvero la Lazio. Entrata Jennif, posto di Sara Riccio. Eccola la 10. Siclari, si smarca Pantano, il pallone lungo per lei, non riesce ad ammortizzarlo, poi è costretta a dare una spallata a Grieco e a conquistare il pallone. Diana Monteiro lancia in profondità Siclari, non è fortissimo per classe 88 ed anche irraggiungibile. È entrata Betigna Costa, pallone però lo ha il Bitonto. Jennif non chiude, Lusileia riparte, Barca enorme questa chiusura sul tacco di Lusileia. Scaldano Conticelli e Barbara Masaro. Senedese 1-2 con Diana Santos, 7, l'8 e poi Grieco, palla in avanti, Barca prima di Lusileia, riparte la Lazio, troppo frenetica qui Siclari, un errore non da lei. Senedese taglia il campo in zona Grieco. Diana Santos, Lusileia, bel duello con Barca, ancora Lusileia, fa scorrere il pallone, non c'è nessuno, fatto scorrere anche Cecilia Barca, qui richiamato Maurizio Grassi in panchina. Gioco fermo che riprenderà a brevissimo nella rimessa laterale per la Lazio. Jennif, Barca, Masaro, incertezza con il suo capitano. Ora la Lazio regala rimessa laterale al Bitonto in zona molto pericolosa, per la sua fortuna però il mancino di Grieco terminato fuori. Barca, Masaro a prendere Senedese, viene incontro Jennif, Masaro, palla in avanti, chiude Diana Santos, Betigna Costa, Suola, si gira ancora, Betigna Costa di forza, sbatte addosso a Lusileia, riparte il Bitonto con questa pallaccia della numero 10 per Senedese. Entrambe le ripartenze sono state fermate, tanto esce Lusileia, entra Ghilardi, 3 centri in stagione per la numero 3. Conticelli, che ha segnato lo scorso anno qui in casa il suo primo gol nel 2024 e 2025.
Gol del momentaneo 1-0 per la Lazio, gara poi terminata per 3-3. Si giocava la terza giornata di quel campionato. Eccola Conticelli a deviare il pallone sull'uscita di Diana Monteiro. Rialza il baricentro il Bitonto. Grieco forte dentro, Masaro con lo stinco. Grieco nell'incontro Ghilardi, Senedese sul secondo palo, Diana Monteiro ancora affidabile, e poi il pallone lungo per Jennif che l'ammortizza e lo tiene dentro il campo. Poi Grieco qui è andata direttamente su Jennif, tutto regolare per il direttore di gara. Rimessa Lazio che batterà molto probabilmente Jennif. C'è Betigna Costa che vorrebbe il pallone in area di rigore. Il duello con Diana Santos, qui incertezza della Lazio, fa godere Senedese che va col mancino. Diana Monteiro prende anche le palle che vanno fuori. Conticelli, incontro Jennif, un po' frenetica la Lazio in quest'ultimo minuto. Conticelli, Suola, si allarga Masaro. Jennif, eccola la 7. Nell'incontro Betigna Costa vorrebbe il pallone, eccola contentata, lo voleva prima molto probabilmente. Palla fuori, esce Grieco. Entra Marconna. Ghilardi. Non trova sulla destra Marconna. La Lazio può comodamente battere questa rimessa laterale. Sono andati via i primi 5:20 sul tabellone luminoso. Masaro, passa al pressing Ghilardi, Jennif, Conticelli, brava Sara Conticelli a togliere la minaccia, non ha trovato però Betigna Costa, dunque palla a Norma, con le mani va profonda ancora da Ghilardi, duello con Conticelli, Jennif chiude 2 volte, l'ultimo tocco è di Ghilardi, rimessa Lazio. E per abbandonare il campo Sara Conticelli, torna Valentina Siclari. Pressing alto del Bitonto. Masaro in profondità, Betigna Costa 1 contro 1. Non stoppa bene il pallone con il petto. Rimessa sempre su quell'auto per le neroverdi. Qui elegante Diana Santos, Senedese. Non esce bene però il Bitonto, ha fatto una cosa spettacolare Diana Santos. Tanta confusione in campo, soprattutto a livello di comunicazione. Siclari forte dentro, Marconna libera e Masaro poi chiude sull'altra, numero 7 Diana Santos. Rimessa a Bitonto, ancora Santos. Ghilardi alza la testa, vorrebbe la profondità di Senedese, il pallone l'ha preso Masaro con la coda. Si perde molto tempo su queste rimesse laterali. Mancano ancora 13:55 alla fine della prima frazione. Dopo questa gara giocherà la maschile della Lazio in Serie A2 Elite contro il Città di Melilli, gara in programma alle ore 18. Partita valida per la terza giornata di campionato. Masaro alza la parabola per Betigna Costa che non riesce a tenere il pallone in campo sul pressing di Nicoletti, è entrata pochissimi secondi fa sul rettangolo di gioco. Masaro chiama a gran voce Jennif sulla copertura sulla numero 6, qui alza il pressing Jennif, rischiato ancora Diana Santos. Ghilardi, Diana Santos, Nicoletti, gira il pallone il Bitonto, 1-2 che non va a buon fine, c'è il fallo però di Betigna Costa su Nicoletti, qui time out chiamato dal Bitonto, dal tecnico Cataldo Guarino. Dunque sono passati 6 minuti e 37 secondi di questa quarta giornata in Serie A femminile. Lazio Bitonto 0-0, un fallo, quello speso dalla Lazio
una manciata di secondi fa, fermare l'avanzata di Nicoletti. La Lazio che affronterà prossimo turno la kick-off in trasferta. Il Bitonto invece ospiterà la CMB. Lazio Bitonto apre la quarta giornata di campionato alle ore 18. Tiki-taka Francavilla, 18:30 CMB Falconara. Domani alle ore 15 kick-off Molfetta, 15:30 Cagliari Altamura. E a chiudere alle ore 16 Audace Verona Roma. Suona la prima sirena. Tanto Chilelli che dà le indicazioni soprattutto a Betigna Costa e Barbara Masaro. Ha finito invece il colloquio Cataldo Guarino. Suona la carica alle sue ragazze. Seconda sirena che si attiva. Allora si riprenderà a giocare con il Bitonto padrona del pallone. E batterà il primo calcio di punizione di questo pomeriggio. Siamo molto lontani. Pallone c'è Nicoletti che lo lascia verso Diana Santos sulla parallela. Non si intende proprio con Nicoletti. Non del tutto soddisfatto Cataldo Guarino in panchina. Monteiro, Siclari, Masaro. Siclari alza il pallone di petto, mette giù Betigna Costa, poi non lancia la sua collega Jennif sulla zona mancina del campo, libera poi Diana Santos, rimessa per la Lazio. Tornata in campo Barca, Masaro, Siclari, Barca, attacca Nicoletti, Siclari di prima per Betigna Costa, fa ancora benissimo scudo Diana Santos. Incertezza qui della Bitonto che regala il pallone alla Lazio. Siclari alza anche lei la parabola per Barbara Masaro, pallone che si spegne oltre l'ultima linea. Allora torna con calma. Altro errore tecnico del Bitonto. Un gioco molto spezzettato da quando è ripreso dopo il time out chiamato da Chilelli. Se non vado errato, contato almeno 5 errori di impostazione sia dalla Lazio che dal Bitonto. Intanto qui Betigna Costa si gira col mancino, non trova il diagonale vincente. Torma costretta a prendere il pallone oltre il cartellone. Marcon 1-2 vincente con Ghilardi, poi c'è il raddoppio di Barca che strappa via il pallone insieme a Siclari, prova a ripartire la Lazio. Filtrante timido del capitano biancoceleste, palla di nuovo al Bitonto. Marcon di tacco non trova Diana Santos. Area di cambi per la Lazio, rientra Pantano, entra anche Riccio, fuori Masaro e Betigna Costa. Barca, palla in avanti per Pantano, conta i rimbalzi del pallone, poi schiaccia troppo la conclusione. Non era neanche male l'idea di Rene Pantano. Cambia anche da parte del Bitonto, anzi soltanto uno, Grieco. Lusileia ancora sta attendendo il suo rientro in campo. Ghilardi alza la parabola con le mani di Diana Monteiro. Poi Pantano mette giù, prova a sgusciare via Ghilardi e fa benissimo la retroguardia, poi si lamenta. Secondo lei il pallone non era uscito del tutto al di fuori del rettangolo di gioco. L'ha vista invece al contrario Rosario Angelo Faiella. E dunque possesso Lazio, una Siclari sul punto di battuta. E l'incontro Pantano a forte dentro, oltre 4 secondi, ingenuità qui della Lazio. Fuori Marcon, dentro Lusileia.
rimessa a Bitonto, la chiusura di Cecilia Barca. Al quarto secondo Nicoletti. Greco alza il pressing Riccio, poi qui altro svarione del Bitonto. Fase di impostazione ne hanno sbagliate parecchie la squadra di Cataldo Guarino. Rimessa Lazio, Siglari forte dentro con il collo pieno e non con il piatto, ha toccato il pallone, è terminato fuori. Torma, Grieco, Nicoletti addosso a Pantano che vorrebbe la rimessa, non è però accontentata. (11:19 al termine, 0-0 tra Lazio e Bitonto. Rimessa per la squadra ospite. Nicoletti suola, la rigioca verso Ghilardi. Grieco ha un po' di spazio, il taglio di Lusileia che non so perché non è andata su questo pallone, poteva comunque arrivarci. Certo, era una situazione molto complicata sul pressing asfissiante di Cecilia Barca, però non ci ha neanche provato la numero 10. Siglari, Barca in avanti per Pantano, addirittura Nicoletti ad anticipare Torma. E allora rimessa Lazio. Siglari parte dietro Riccio, così con Barca. Riccio poi si butta dentro, Barca chiude il destro, chiusa però a sua volta da Nicoletti. Grieco, non esce il Bitonto. Siglari, Pantano provate a calciare lo stesso, poi il 5 con Grieco. Siamo dall'altra parte, Nicoletti esterno della rete. Tanto qui vengono richiamate Pantano con Grieco, si sono dalle il 5 però, quindi forse secondo me ha visto male Rosario Angelo Faiella, ha voluto comunque richiamare le due calciatrici per essere più sicuro. È uscita Pantano, è rientrata Pedigna Costa, il pallone per lei, provato l'incornata sull'angolo lontano. Torma attentissima, prova a ripartire il Bitonto. Siglari svetta, ancora Pedigna Costa, prova ad alzare di più il ritmo la Lazio. Stavolta però la brasiliana si è trascinata al pallone fuori. 10:29 al termine, 0-0 tra Lazio e Bitonto. Meglio la Lazio in questi ultimi minuti, troppi errori di impostazione per la squadra di Guarino. Nicoletti, Grieco a chiudere Riccio. Grieco a duello, Riccio la chiude e la tiene lì. Rimessa a Bitonto, in un incontro Ghilardi che va col mancino forte, Diana Monteiro, poi Barca toglie la minaccia, la destra di Diana Santos sulla coscia di Siglari. Bitonto che si può regalare un'altra chance. Grieco, Diana Santos, Lusileia aggancia, si gira, Diana Monteiro, eccola Lusileia, poi Riccio conta i rimbalzi del pallone con il collo destro, spara fuori. Adesso sì che la partita diventa interessante. Abbiamo assistito ai primi 10 minuti un po' noiosetti, a dire la verità. Torma con le mani va profonda in zona Grieco, chiude Conticelli. Diana Monteiro rilancia ma sbaglia. Grieco vorrebbe il destro, chiude Barca, chiude anche Siglari. Lusilei al pallone, poi rimbalza per Grieco, il Bitonto passa avanti, 0-1. Terzo gol in campionato per l'ex Lazio. Non era uscita male la Lazio, poi un'incertezza in zona difensiva, il rimbalzo del pallone che ha beffato la retroguardia biancoceleste. Bravissima Grieco, calciare in porta, ad essere prima svelta e poi col mancino ad andare in porta, superare soprattutto Diana Monteiro, scusate. Rimessa per la Lazio. Barca, Siglari
alza la traiettoria, torna in 2 tempi. Grieco, spallata a Barca e se ne va. Ancora Grieco, Diana Monteiro, il pallone rimane lì, Lusileia non è svelta a ribadire in porta, prova a ripartire Siclari, Betigna Costa strappa via il pallone a tutti, però poi lo perde. Diana Santos, Grieco, ancora la 7, Ghilardi sbaglia, Siclari capisce le intenzioni, poi una maglia tirata è della numero 5 della Lazio, trattenuta, fallosa e condannata a Ghilardi, e dunque punizione per la Lazio quando mancano 8 minuti e 47 secondi. Pallone lo sistema Cecilia Barca. Intanto entrare in campo Claudia Ruffini, 2 gol fin qui per la numero 11. Fischia l'arbitro, sul pallone ci va Ruffini, poi Jennifer tiene il pallone a galla, Betigna Costa, siamo un po' lontani dalla porta, Betigna Costa lotta, poi usa il fisico per portarsi via questa rimessa laterale, riesce dal campo Ruffini. Torna Pantano, Barca sulla parallela per Jennifer, chiude il bitonto senedese, però non riesce a tenere il pallone in campo. Altra chance per la Lazio su rimessa laterale da destra. Cecilia Barca torna, 2 tempi, poi forse c'è un tocco di braccio lì. Sigla rilotta, Jennifer calcia, senedese, occhio perché riparte il bitonto. Lusileia sterza dall'altra parte, Ghilardi vorrebbe il mancino, Diana Monteiro l'ha vista all'ultimo. Successo di tutto dentro l'area di rigore della Bitonto, tutto regolare però per i 2 direttori di gara. Diana Santos, ma con il sinistro chiude Jennifer. 8:10 alla fine. Barca, occhio perché può ripartire la Lazio, corre veloce Jennifer sulla destra, qui sbaglia Betigna Costa, poi abbandona anche il campo. Alla posto di Barbara Masaro le indicazioni, ormai 2 minuti di Cataldo Guarino per Senedese, intravisti prima, sbaglia Grieco, Masaro vorrebbe il destro, non glielo concede Nicoletti, poi il pallone che non esce, Masaro torma, fatto tutto benissimo la numero 7. Primo corner di questo pomeriggio che si tinge di biancoceleste. Masaro, velo per Barca, lascia scorrere anche lei, Diana Monteiro, qui rischia la Lazio. Lusileia in avanti per Grieco, Nicoletti chiude Pantano. Senedese, finta, doppia finta, prova a superare il primo ostacolo, non il secondo. Si chiama Irene Pantano. Poi Senedese, Nicoletti, Diana Santos, addirittura all'indietro la Torma. 2 secondi col mancino, profonda Barca prima di Diana Monteiro. Lusileia vuole sbrigarsi a battere questo corner, alla fine accontenta soltanto portiere della Lazio, che ora riparte con Barca, è un 2 contro 2. Pantano ammortizza male il pallone che alla fine giunge sui piedi di Barbara Masaro. Movimento di Pantano, vorrebbe una maglia amica, la trova in Jennifer ma sbaglia. Lusileia 2 contro 2, Lusileia fermata in maniera irregolare da Jennifer. Primo cartellino giallo, lo conquista o lo subisce la 10 di Daniele Chilelli. Fallo speso in maniera intelligente, stava andando in porta Lusileia, c'era anche Senedese dall'altra parte.
calcio di punizione dunque per il Bitonto quando mancano 6 minuti e 46, secondo fallo della Lazio. Questa però è una zona molto interessante per il Bitonto. Diana Santos sul punto di battuta. In barriera solo Pantano, si attende il fischio dell'arbitro che arriva ora. Parte Diana Santos! Sotto l'incrocio, mamma mia che gol! 2-0 Bitonto. Un missile sotto l'incrocio a mettere il suo quarto sigillo in campionato, la numero 7 di Guarino. Rimessa per il Bitonto, qui deve stare calma Masaro, viene richiamata da Rosario Faiella. Diana Santos 1-2 vincente, non troppo perché si è trascinata il pallone fuori la sua portata. Masaro in avanti, si fa vedere Pantano, agguanta il pallone solo con la punta mancina, poi scambia qualche parola con la sua compagna. Rimessa Bitonto, 6:23 al termine. Torma si slaccia dalla porta, viene contro Senedese. Il pallone alla fine è buono per Marcon, preteso un po' troppo da quella distanza. Siglari di prima per Pantano, sbaglia la Lazio. Nicoletti, Diana Santos, Senedese, un po' di spazio e 1-2 vincente con Marcon. Senedese dall'altra parte, Nicoletti, doppia deviazione della Lazio, prima con Siglari poi con Masaro. È rimessa per la squadra ospite. Sul punto di battuta ci va Diana Santos, alza la parabola per Marcon che impatta male il pallone. Time out chiamato da Chilelli. 5:45 al termine del primo tempo, Lazio 0 Bitonto 2. Sul tabellino ci ha segnato Grieco e Diana Santos. Proviamo ad entrare dentro le panchine, partiamo da quella del Bitonto dove Guarino sta guardando per lo più Nicoletti. E Diana Santos, Nicoletti fa cenno di sì verso Marcon. Sponda Lazio invece, c'è un Chilelli che è un po' nervoso. Non ce l'ha con qualcuno in particolare, forse, anzi sicuramente vuole che le sue ragazze tirino fuori più coraggio e più voglia. La Lazio che comunque ha approcciato bene la gara, poi dopo il primo gol subito un po' calata di intensità. Si riprende a giocare Diana Monteiro, Masaro, sbaglia la numero 7, qui Senedese, frettolosa, calciare in porta, il pallone è tornato ora sul campo. Monteiro, Siglari, Giannif, Siglari di prima in avanti, si nasconde un po' Benigni Acosta, chiude Diana Santos, tunnel su Masaro, Senedese, c'è Marcon, poi qui sbaglia Senedese. A carambolare il pallone addosso a Masaro. Diana Santos non si intende con Nicoletti, la richiama subito in zona difensiva Marcon. Giannif, Siglari in incontro Masaro, suola e scarico, poi Siglari, pallaccia
zona offensiva, in zona Betigna Costa. Torma, Marcon, viene incontro Senedese. Diana Santos continua ancora sulla parte di Nicoletti, qui sbaglia il Bitonto. Rimessa Lazio, Masaro, nel frattempo si è cambiata la posizione con Siclari. Genif, Masaro alza la parabola, questa è buona. Betigna Costa mette giù, vorrebbe il rimorchio di Siclari, non trovato. C'è Masaro che sbaglia sulla mossa intelligente di Senedese. Diana Santos, Torma, ancora Diana Santos, incontro Senedese, rischia sul pressing di Masaro che comunque porta via la rimessa laterale. Abbandona il campo, al suo posto rientra Genif, rientrata anche Barca, contromovimento, si va a prendere il pallone Genif, poi Diana Santos che fa oscillare questo pallone oltre la linea di fondo, pallone indirizzato a Betigna Costa. Marcon, Diana Santos, 1-2 che è vincente. Marcon, il pallone non è uscito, Marcon rientra, Marcon, Diana Monteiro se la prende qui Genif. Ghilardi, Senedese, Diana Santos, c'è stata una deviazione, sì, quella di Betigna Costa. Terzo corner di questo pomeriggio, il secondo del Bitonto. Lo andrà a battere Marcon. Palla dietro per Lusileia, Genif capisce tutto, non riesce però a tenere il pallone in campo. Dunque il Bitonto che avrà un'altra chance. Diana Santos cerca l'assistenza per Lusileia, brava Diana Monteiro. Palla in avanti con il petto Diana Santos, è un 3 contro 3, occhio alla manovra della Bitonto. Diana Santos, Lusileia sul secondo palo, poi libera Genif. Sta scaldando D'Alessandri, è tornata in campo Sara Riccio, classe 2005, ex Tikitaka. Greco addosso a Siclari. E 29 al termine. Grieco va con il destro, spara fuori, buona la manovra del Bitonto. Diana Monteiro, Barca, Riccio, Barca, Siclari di prima addosso a Grieco, prova a ripartire il Bitonto, la Lazio un po' scoperta, sbaglia però Bitonto. E allora Betigna Costa lascia il pallone a Barca. Poi Siclari, forte dentro, non riesce ad arrivarci Riccio. Rimessa dal fondo, Torma con le mani, Grieco, 1-2 che non è vincente perché lì c'è Siclari. 3 minuti spaccati al termine. Diana Monteiro in avanti per Betigna Costa, Torma con le mani va di nuovo profonda, Grieco non trattiene il pallone a galla. E qui la Lazio che costruirà con Diana Monteiro fuori dai pali. Il pallone però è per Betigna Costa. Monteiro torna in porta. Siclari quella zona in quella situazione. Barca va ad occupare la porta e Diana Monteiro si slaccia verso la zona destra del campo. Giro palla però non c'è stato perché Siclari è andata profonda e direttamente su Betigna Costa. Ghilardi, fuori portata per Lusileia,
6 gol fin qui per lei, a -1 da Betigna Costa, che finora sta comandando la classifica marcatori. Barca, Siclari, Riccio, 2:30 al termine, un 2 contro 1, prova ad andare Riccio, doppio dribbling, non riesce a fermare la terza avversaria, così come Lusileia non riesce a mandare Grieco. Lazio che si risistema con Riccio che va ad occupare la zona destra del campo. Siclari, Siclari alza la parabola di testa, Betigna Costa, è uscita Torma, mi è sembrato tutto regolare, è rimasta a terra Torma. Scontro di gioco con Betigna Costa che non ha toccato Torma, che per fortuna si è rialzata. Barca mette giù il pallone, 2:09 alla fine. Siclari non trova Betigna Costa, riparte il Bitonto, Grieco, manovra un po' rallentata dal pressing della Lazio. Ghilardi, Grieco in avanti, Lusileia prende la strada più lunga, alla fine sbaglia, così come Siclari. Grieco, Riccio si prende la rimessa. Riccio, Diana Monteiro, con i piedi può essere una soluzione, qui c'è stato il tocco di Grieco e infatti c'è il secondo calcio d'angolo per la Lazio. Fuori Riccio, tornata, anzi no, è entrata da Alessandri per la prima volta in campo questo pomeriggio. Siclari, Betigna Costa, Suola, Siclari, Barca! Mette il corpo troppo all'indietro, calcia alto. Torma con calma. Palla profonda da Ghilardi, stop col mancino, la mangia Siclari, poi Diana Monteiro, rischia la Lazio. Poi Siclari e sbaglia, Grieco, pallone dentro di Ghilardi, ancora Diana Monteiro, subito dall'altra parte, Betigna Costa da sola, casca, calcia fuori, anzi neanche, che pallone lo tiene in campo Torma. Rimessa a Bitonto, 1:12 al termine. Nicoletti, Torma non la può prendere con le mani, lancia e sbaglia, da Alessandri il ginocchio non tiene giù il pallone. Occhio alla chance il Bitonto, palla fuori sulla manovra condotta da Grieco, dunque rimessa Lazio. Siclari, da Alessandri, Betigna Costa difende il pallone, poi lo scarica in zona Siclari. Diana Monteiro, 45 secondi alla fine, Monteiro va alla conclusione, Alessandri si è scansata, pallone è terminato fuori. Occhio che siamo dall'altra parte con Grieco che non riesce a girare in porta, l'assist di Torma. Diana Monteiro, Siclari, 30 secondi alla fine, da Alessandri, Siclari morbida in avanti per Ruffini, con un fallo si libera di Diana Santos. Calcio di punizione per il Bitonto. Uscita intanto Lusileia, da Alessandri, chiude bene ma non tiene il pallone in campo, si prende comunque gli applausi di Masaro e Partene in panchina. Diana Santos, finta da Alessandri, non c'ha bocca, intercetta la manovra di Diana Santos. Grieco, Diana Santos, qui esce Ruffini, mancano 5 secondi alla termine. Squadre che assaporano il riposo
Bitonto sta conducendo la gara per 2-0. I sigilli sono stati di Grieco e Diana Santos. Senedese, 2 secondi, 1 secondo, il pressing di D'Alessandri non porta a nulla perché si chiude qui il primo tempo, Lazio 0, Bitonto 2. Noi ci fermiamo per un quarto d'ora e poi di nuovo qui per il secondo tempo di Lazio Bitonto.
Squadra in campo, sta per ripartire Lazio Bitonto, ospiti in vantaggio per 2-0 nel segno di Grieco e Diana Santos. Hanno invertito le panchine ovviamente Chilelli con Guarino, Masaro, Betigna Costa, Barca, Siglari e ovviamente Diana Monteiro per la Lazio, Ghilardi, Cenedese, Grieco e Diana Santos e ovviamente Torma per il Bitonto. Tutto pronto. E allora si riparte. Primo possesso delle biancocelesti con Siglari che alza la parabola. Palla che termina di poco alta. Torma. Allunga Diana Santos, viene incontro Grieco, viene incontro anche Cenedese, il pallone per lei. Masaro chiude, poi Siglari col mancino trova l'opposizione di Diana Santos. Masaro duetta con Siglari che taglia il campo in zona Barca. Betigna Costa prova a sfondare, non riesce, occhio perché la Lazio è un po' scoperta. Diana Santos rallenta, Cenedese non tiene, pallone in campo, dunque rimessa per la Lazio. Siglari, Masaro, Barca, Suola, poi sbatte addosso a Grieco, Siglari ci mette una pezza, Barca due volte verso Betigna Costa, incertezza con Siglari, Diana Monteiro, altro errore della Lazio, col pallone che si perde tra le gambe di Ruffini e Partene, sedute in panchina. Rimessa a Bitonto, Diana Santos, i movimenti di Ghilardi, Cenedese e Grieco, chiude Masaro, rimessa per le neroverdi. Che batterà Cenedese. Diana Santos, Ghilardi apre il piattone, troppo però, pallone non si indirizza dalle parti di Grieco. Rimessa Lazio, Siglari, contromovimento di Masaro, Siglari rialza di nuovo il pallone che però esce fuori. Cenedese taglia benissimo il campo in zona Grieco, Masaro. Rimessa Lazio, se ne sono andati via 1 minuto e 10 sul cronometro, il punteggio è lo stesso del primo tempo, 2-0 per il Bitonto nel segno di Grieco e Diana Santos. Riparte la Lazio, Siglari porta via il pallone dalla sua area di rigore, Barca, Betigna Costa non riesce ad agganciare la rasoiata di Masaro. Torma, incontro Santos, Ghilardi rischia qui il Bitonto con la punta, non riesce a beffare gli avversari. Betigna Costa, riparte il Bitonto, Grieco sul fondo, Diana Monteiro, costruire per la Lazio, così come Masaro. Siglari, Suola, il movimento di Barca da destra verso sinistra, Siglari in avanti, troppo lungo per Betigna Costa, l'ha toccata per Diana Santos sul pressing della 9 e dunque primo calcio d'angolo di questo secondo tempo. Lo batterà la Lazio. Non va Siglari alla battuta, Chilelli gli dice di partire più lontana, c'è dentro Betigna Costa, battuta lasciata a Barca, Siglari con la punta, non si intende con la numero 6, riparte il Bitonto, riparte Torma,
Cenedese, ammortizza con il mancino, casca Masaro, palla a Diana Monteiro. Siglari, movimento di Betigna Costa, Suola, va profonda Barca, ecco la servita al capitano della Lazio, non la sfonda perché lì c'è Grieco, poi sbaglia il Bitonto. Siglari, doppia finta, riprende il possesso Ghilardi e poi lancia per mettere un po' d'ordine Grieco. La Lazio sta aumentando i giri del motore. Siglari, Barca contro Masaro. Siglari di prima per Betigna Costa, tiene il pallone dentro il campo, con l'esterno lo gira ancora verso la 5. Barca, un po' di spazio, dribbling, Barca addossa a Diana Santos, prova ad uscire il Bitonto. Quest'ultimo minuto giocato alla grandissima dalla squadra di Chilelli. Bitonto ha bisogno di Lusileia che è in piedi alla panchina ma non entra. Barca, Siglari, di nuovo l'appoggio in verticale per Betigna Costa, non mette il pallone dentro. Torma per il Bitonto, Ghilardi, palla in avanti sbagliata. Eccola Lusileia al posto di Cenedese. Masaro, Siglari, pallaccia per Betigna Costa che non trattiene in campo. Diana Santos dovrebbe battere questa rimessa. Si defila Torma, va a lunga Ghilardi, lancio di Torma sulla testa di Masaro, poi Barca lancia il pallone in avanti, predica calma Chilelli dalla panchina. Grieco, Ghilardi sola sulla zona destra del campo, poi va sull'altro out, ma di nuovo Bitonto va oltre i 4 secondi. È la seconda volta questo pomeriggio. Stessa situazione capitata anche alla Lazio nel primo tempo. Barca, Siglari, Betigna Costa, spalla alla porta, non tiene il pallone, non tiene neanche la rimessa. Con la punta Diana Santos, poi Grieco, chiusa da Siglari che non si porta via la rimessa. Con calma Ghilardi, 3:30 che se ne sono andati. Ghilardi, il taglio di Diana Santos, occhio perché è da sola, Masaro chiude. Altra chance per il Bitonto, sempre da quella porzione di campo, il pallone che oltrepassa l'area di rigore, non ci va nessuna però. Masaro, Barca, Siglari, mancino e palla in avanti. Betigna Costa vorrebbe girarsi, poi tenta un dribbling di troppo e non si porta a casa la rimessa. Si arrabbia tantissimo qui la panchina biancoceleste, con Diana Santos che gli dice a Betigna: l'hai toccata tu. Torma, Lusileia, le prese con Masaro, chiude la numero 7. Poi Ghilardi, Siglari non tiene il pallone in campo, guadagna metri il Bitonto, 16:09 alla termine. Con calma Ghilardi, movimento di Diana Santos, è stata preferita Torma. Accia in avanti Masaro, prima di Diana Monteiro, poi Ghilardi, deviazione di Siglari, calcio d'angolo per il Bitonto. Si avvicina alla punto di battuta Diana Santos, alza per Lusileia, Diana Monteiro, non è finita, Diana Santos, pallone rimane lì,
e Ghilardi appoggia in porta il 3-0 per il Bitonto. Quando mancano 15:50 al termine, cala il tris la squadra di Guarino. Siclari, Monteiro, si fa vedere Betigna Costa, il pallone per lei, indirizza alto il pallone. Allora Torma, in avanti Siclari con la testa, non tiene il pallone in campo e si arrabbia tantissimo con se stessa. Entrata per la prima volta in campo Di Vincenzo per Guarino. Diana Santos, Masaro, palla fuori. Diana Santos, Masaro, Diana Monteiro, 2 secondi, palla in avanti, Betigna Costa, un appoggio per Barca, Masaro all'indietro da Diana Monteiro, lancio profonda, un tiro in porta. Torma non si fa infilare, Lusileia addormenta con il petto, la prova a palleggiare, calcia sul secondo palo, Siclari come un polipo sul pallone, si prende anche la punizione, primo fallo di questo secondo tempo a favore della Lazio. Masaro, errore di comunicazione con Betigna Costa, entra D'Alessandri al posto di Siclari. D'Alessandri che ha giocato circa 2 minuti e mezzo nel finale di frazioni, è entrato abbastanza bene. Torma, Diana Santos, Lusileia controlla, forse con un braccio, Lusileia! È tutto regolare, cala il Pacari il Bitonto, a segno anche Lusileia. No, c'è stato un fallo con il braccio e allora avevo visto bene, i direttori di gara si sono presi un paio di secondi per capire e alla fine è stato condannato il fallo di mano di Lusileia. Diana Monteiro in avanti, chiude Nicoletti, Lusileia arrabbiata dal gol, tolto il destro, Diana Santos, non c'è deviazione. Masaro, D'Alessandri, si smarca Barca, il pallone però non gli arriva, Masaro profonda, Nicoletti, un'astuzia ed esperienza a neutralizzare Betigna Costa. Lusileia atterrata in maniera regolare da Barbara Masaro, Barca non va sul pallone, esce Masaro con il dente avvelenato. Lusileia, Diana Santos alza il pressing Barca, Lusileia 1-2 che va a buon fine, Diana Santos dall'altra parte per Di Vincenzo, Diana Monteiro, corner per il Bitonto, punteggio dunque che è rimasto sullo 0-3. Diana Santos svirgola qui, non c'è la deviazione di Jennif, si arrabbia la panchina del Bitonto, riparte la Lazio, chiude Di Vincenzo. Lusileia, la seconda volta che dice qualcosa all'arbitro. Jennif, Barca, Siclari non si intende con Pantano che nel frattempo ha preso il posto di Betigna Costa. 13:33 al termine. Diana Santos, Di Vincenzo chiude Siclari, situazione di 2 contro 1 per il Bitonto, stava arrivando anche Barca, Siclari però provvidenziale in questa occasione. Nicoletti,
Tagliano Diana Santos e Lusileia, il pallone per la numero 10 di tacco, trova l'opposizione di Siglari e Barca, sbaglia qui Barca, Lusileia, dribbling su Monteiro, Jennif, e occhio perché riparte la Lazio con Barca che è andata a terra sul contatto con Lusileia, reclama un fallo la Lazio di ripartenza e qui non se le mandano a dire. Barca con Lusileia, fuori intanto Diana Monteiro, dentro Claudia Ruffini, continuano le proteste di Cecilia Barca, l'arbitro fa fatica a mettere un po' di pace. Si può tornare a giocare. Jennif, la Lazio attacca a 5, Ruffini, Jennif, Siglari, Jennif, 12:50 alla fine, Jennif, Siglari di prima, non trova Ruffini che ora si sbriga ad uscire dal campo, torna Diana Monteiro. C'è sempre Torma a litigare con i cartelloni pubblicitari per prendere il pallone. Diana Santos. Alza la parabola con i pugni Diana Monteiro. Poi Marcon non ne approfitta. Pantano porta via la rimessa laterale. Di nuovo con il portiere di movimento Chilelli. C'è anche Jennif, Masaro a quadrato, si chiude il Bitonto, Siglari alza il pressing Lusileia, Masaro, se ne va Masaro su Marcon, Barca, Ruffini, si apre uno spiraglio nella Lazio che però non lo attacca. Siglari, Ruffini mette dentro, Diana Santos calcia in porta, palla che termina la rimessa laterale per le biancocelesti. Provano a conquistare sempre di più il campo. Ruffini, Siglari con Pantano e Barca a coprire i pali di Torma. Siglari, Ruffini, suola e si va da Pantano sul secondo palo, c'è Siglari, bravissima Diana Santos. Cosa ha preso Diana Santos? La Lazio che voleva il calcio d'angolo non è stato concesso. Torma in avanti, Lusileia, Masaro, si allacciano le due, Barca, poi Siglari, torna Ruffini, eccola la numero 11 Siglari, stessa situazione di qualche minuto fa. Siglari, Ruffini, Pantano, Ruffini, Masaro, Siglari, Ruffini, Pantano ancora sul secondo palo, c'è Siglari che voleva il pallone, Pantano gli ha preferito Masaro, chiuso comunque Nicoletti, calcio d'angolo per la Lazio. La Lazio che ricostruisce, Siglari, Masaro, Ruffini, Siglari, Barca, suola, gira ancora il pallone la Lazio. Ruffini, stavolta a coprire i pali ci sono Masaro e Pantano, si scambia Masaro con Barca, duetta ancora la Lazio. Ruffini incontro Masaro, lunga Siglari, Pantano a duello con Nicoletti, la vince il numero 6, poi Lusileia su Pantano, Lusileia, Pantano chiude e poi non se la rischia, mette il pallone in corner. Il problema è sempre del pallone. Torna ora in campo. Nicoletti mette dentro, Barca
costretta agli straordinari Diana Santos. Torma, Nicoletti, in incontro Marcon, poi Diana Santos in avanti, chiude Siglari su Lusileia. Masaro alza il pressing, Nicoletti, Diana Monteiro, 3 secondi e si va da Siglari. Ruffini, Siglari, movimento di Masaro, Ruffini, duello tra numeri 11, Marcon e Ruffini. Siglari, pallone passa oltre la linea di fondo e allora con calma ora il Bitonto. Torma, Diana Santos, Nicoletti, non c'è in profondità la numero 7, non tiene il pallone in campo, di testa Ghilardi. Masaro, 9:30 alla fine. Siglari, Ruffini con il mancino, trova in pieno Nicoletti. Time out chiamato da Chirelli, che ora vorrà disegnare le azioni delle sue ragazze, soprattutto con il portiere di movimento che ha messo negli ultimi minuti. 9:26 al termine, Lazio 0, Bitonto 3. I timbri sono stati di Diana Santos e Ghilardi, entrambi hanno segnato il loro quarto gol in campionato e l'ex Grieco lei invece ha trovato il primo successo in stagione. Ora Guarino parla con Ghilardi e Nicoletti, starà dicendo come dovranno difendere sull'attacco a 5 della Lazio. Dall'altra parte c'è Chilelli che sta disegnando lo schema sulla lavagnetta, doppia sirena, le squadre tornano in campo. Non posso dire che si tirerà dritto fino all'ultimo suono della sirena perché il Bitonto ha un altro time out da spendere. Barca, Siglari, Masaro, Pantano, Ruffini, Suola, Siglari, forte, sbaglia qui la Lazio. Occhio a Marcon che a porta vuota mette il 4-0 in porta. Erroraccia della Lazio. Marcon ruba il pallone a Siglari e va dritta per dritta a siglare il suo primo gol in campionato. Dunque, come Grieco, anche la numero 11 ha trovato la prima gioia in stagione. Siglari, Pantano con la punta, calcia fuori. Diana Santos, Marcon, Diana Santos, tornata intanto in porta Diana Monteiro. Santos, Ghilardi alza la testa in avanti, Masaro chiude, Pantano ha un po' di spazio, è un 3 contro 3 ma lei ha molto campo, molto terreno, lo spende male, non riesce ad assistere Siglari. Tornata in campo Sara Conticelli, così come Jennif. Nicoletti, Ghilardi chiude Siglari. 8:20 al termine. Diana Santos, Ghilardi dentro al campo verso Nicoletti che poi va ad occupare lo spazio lasciato da Siglari. Pallone però lo ha ancora il Bitonto, lo ha Marcon. Occhio perché Ghilardi corre dall'altra parte, la sponda per Marcon. Ghilardi
Manovra non del tutto ottimale del Bitonto, che poteva sicuramente fare di più. Jennif, dossa Diana Santos, Jennif, Siclari, Diana Monteiro, cerca Betigna Costa, Torma in due tempi, e poi Ghilardi, Nicoletti, Ghilardi, non esce il Bitonto. Buon pressing della Lazio in questa occasione. Conticelli a battere, lascia il pallone per Jennif, mette dentro, qui prova ad uscire il Bitonto, il possesso però lo ha Diana Monteiro, uno sguardo alla porta e calcia fuori. Torna in avanti per Ghilardi, lotta con Siclari, le due si allacciano, alla fine vince Siclari, si porta a casa la rimessa. Esce Ghilardi, rientra in campo Lusileia, Betigna Costa chiude l'1-2 con Siclari, addossa Ghilardi, prova a ripartire il Bitonto, Marconna non si intende con Nicoletti, allora quando mancano 7 minuti e 0,4 al termine, Bitonto sta assaporando il terzo successo in stagione, ma la gara è ancora lunga. Jennif forte dentro, Marcon, poi Conticelli, l'ultimo tocco è della numero 4. Torma, Cenedese, Marcon, Nicoletti, atterrata Cenedese dal pressing di Betigna Costa, non esce il Bitonto, Jennif suola e poi Siclari, Conticelli, stop, Conticelli, Torma, chiude la porta in faccia a Sara Conticelli. Jennif sul punto di battuta, gioco fermo, non stringono amicizia Cenedese con Betigna Costa. Jennif, Conticelli la gira in porta, era molto defilata Sara Conticelli. Cenedese tiene il pallone in campo, Siclari con il petto, chiude Lusileia, la tocca quanto basta per raccogliere il pallone per le sue. Grieco, Cenedese, finta e si torna dalla numero 20. Contromovimento Lusileia, attaccata da Jennif, se la cava. Cenedese, Nicoletti, due tocchi, Cenedese, Lusileia non costruisce in maniera eccezionale la manovra il Bitonto. Siclari con Conticelli che è andata lunga, Jennif prova ad andare ora la Sara Conticelli, passaggio fuori misura. Torma con le mani, Cenedese supera il primo limite, poi Nicoletti, qui sbaglia, passaggio indirizzato verso il direttore di gara, si è confusa la numero 8, regala dunque il possesso alla Lazio. No look di Siclari verso Betigna Costa, protegge il pallone, poi si gira, Nicoletti chiude. Altra chance per la Lazio quando mancano 5,36. Ricordiamo il 4-0 del Bitonto. Siclari mette fuori area Betigna Costa con la coscia, stoppa per conclude addosso a Nicoletti. Jennif, Siclari perde il pallone la Lazio, Lusileia alto,
Riparte la Lazio. Barca. Genif. Movimento di Petigna Costa, ignorata dalla 10. Contromovimento anche di Sara Conticelli. Alla fine perde il pallone Genif e poi in seguito ci mette una pezza. Riparte la Lazio con il Bitonto che però si è ricompattato tutto dietro la linea del pallone e qui sbaglia Barca. Time out, non mancano 4,56, questa volta chiamato da Cataldo Guarino. Partita tutto sommato molto corretta, un solo fallo questo secondo tempo, 3 invece ne sono stati fischiati nella prima frazione, 4 falli in 35 minuti. Possiamo dire sì, una partita abbastanza corretta. Bitonto in vantaggio per 4-0, le reti di Marcon, Grieco, Ghilardi e Diana Santos stanno consegnando al Bitonto il terzo successo in stagione. Dopo le prime 2 vittorie, le prime 2 giornate, c'è stato lo stop settimana scorsa, il 3-3 contro il Tiki Taka. La Lazio invece che ha perso la prima partita qui al Pala Torino, ovviamente la seconda nel calendario, nel derby contro la Roma per 5-2. Sta perdendo anche questo incontro, dovrà rimandare il primo successo in casa la squadra di Daniele Chilelli. Squadre tornano in campo. Cenedese, Diana Santos, Torma, Grieco sbaglia, Conticelli ne approfitta, Conticelli, Torma, poi Di Vincenzo dall'altra parte, Barca la tiene lì, il pallone è uscito Genif, tiene basso il pallone che non ammortizza Petigna Costa. Diana Santos, Cenedese, Diana Santos in avanti, Di Vincenzo sponda per ancora la numero 8, non gli fa il movimento Diana Santos, si complica la vita ma il Bitonto non esce alla fine. Tunnel di Barca, Genif, Conticelli, pallone rimane lì, Genif con il tacco non trova Petigna Costa, occhio perché la Lazio è un po' scoperta. Grieco contro Barca, ancora Grieco, alla fine si riporta il pallone in zona difensiva, non è riuscito a tirare il Grieco. Cenedese 1-2 che non va a buon fine perché lì c'è Conticelli, in qualche modo se la cava. Diana Monteiro per Barca, non era male secondo me il pallone. Grieco, Cenedese, poi sbaglia, qui si va a complicare la vita Cenedese. Conticelli calibra male la conclusione. È il terzo tiro di Sara Conticelli, il primo un po' così e così, una situazione molto defilata. Poi c'è stato anche la conclusione, c'è stata qualche minuto fa, brava Torma. E poi questa, palla fuori, possesso Lazio. 3:22 al termine. Barca, Masaro, viene incontro Pantano, il pallone per lei, non lo copre però in maniera giusta. Diana Santos, qui si allaccia Di Vincenzo con Masaro, possesso vinto dal Bitonto, è entrata anche a Batessa. Diana Santos condannato il fallo di mano di Cecilia Barca. Punizione per il Bitonto. Grieco, Abbadessa, Diana Santos in avanti,
calcio di punizione conquistato da Di Vincenzo sull'irregolarità di Barbara Masaro. Ho parlato, questo è il quarto fallo in questo secondo tempo, avevo detto una partita molto corretta, che in effetti così è, ma il numero di falli aumenta ed è aumentato nel giro degli ultimi minuti. Il Grieco finta, doppia finta, Grieco perde il contatto con il pallone, non c'è fallo, prova a ripartire la Lazio, questa palla che esce ora di Conticelli. Rientra Riccio, trova anche da Alessandri, possesso vinto dalla Lazio solo in un primo momento, però Chilelli ha messo in campo un quartetto, mi riferisco ovviamente delle calciatrici di movimento, molto giovane: Pantano, Conticelli, D'Alessandri e Riccio. Conticelli e Pantano gli hanno fatto vincere, insieme a Partene e tante altre, la Coppa Italia in Under 19 lo scorso anno. Il gol di Irene Pantano a 5 dalla fine ha consegnato la Coppa Italia alla società biancoceleste, cercata proprio Pantano da Diana Monteiro. Torma, Grieco, suola e va via, supera da Alessandri, poi rientra Grieco, non la molla la 24, Abbadessa, Nicoletti, Grieco, atterrata da Alessandri. Qui per poco non reagisce Grieco, fallo da Alessandri, calcio di punizione per il Bitonto quando mancano 1 minuto e 47. Abbadessa, Nicoletti, D'Alessandri ancora a lottare, ancora D'Alessandri, entrata in maniera decisa in campo D'Alessandri. Ghilardi va via su Riccio che poi ci mette una pezza, rimessa comunque per il Bitonto. 1 minuto e 30 al termine. Ghilardi per Abbadessa, altra rimessa per gli ospiti. Ghilardi all'indietro per Nicoletti, poi Caputo tira la maglietta in maniera anche molto vistosa Sara Conticelli, non c'è fallo, alla fine conquista un calcio d'angolo il Bitonto. Qui lasciano un po' troppo proseguire il direttore di gara, secondo me. Ci avviciniamo al termine di questo Lazio Bitonto. Nicoletti, momento di Caputo in area di rigore, poi Ghilardi mette dentro ancora Nicoletti, triangolo a distanza quello tra Nicoletti e Ghilardi. Chiude Abbadessa su Pantano, rimessa Lazio. D'Alessandri, D'Alessandri, poi liscia il pallone, occhio perché può ripartire il Bitonto con Torma, con calma, saggia, la numero 23, mettere il pallone a terra. Abbadessa, Caputo, atterrata da D'Alessandri, secondo fallo, la numero 24, calcio di punizione per il Bitonto, mancano 47 secondi alla fine. Torma, in incontro Caputo, scarica verso Ghilardi, Ghilardi, fallo di Riccio da dietro, giallo, il secondo della Lazio dopo quello estratto a Jennif nel primo tempo. Quinto fallo della Lazio.
prossimo sarà tiro libero. Ghilardi sul punto ribattuta. Fischia l'arbitro. Il tocco verso Abbatessa. Chiude troppo con il destro. Va bene così, dice Cataldo Guarino. Conticelli. Riccio. D'Alessandri. Sfida Nicoletti, poi va da Riccio che sbaglia, Abbatessa, poi D'Alessandri prova a recuperare il pallone ma non ci riesce. Caputo, 18 secondi al termine, Caputo va in solitaria ancora, Caputo si trascina il pallone fuori. Rimessa Lazio. Diana Monteiro approfonda la Pantano, alle prese con Nicoletti, il pallone lo vince Pantano, ma la Lazio è costretta a rigiocarlo all'indietro e sbaglia. Allora molto probabilmente chiuderà in avanti il Bitonto. Ghilardi, movimento di Abbatessa, il movimento anche di Nicoletti, cercata la numero 6, toglie la minaccia alla Lazio, anzi no, Ghilardi! Fuori. L'ha toccata, dice Ghilardi. Possesso tra le mani lo ha Diana Monteiro. 2 secondi, 1 secondo. Suona la sirena. Vince il Bitonto che conquista 3 punti importanti qui al Palatorrino nel segno di Grieco, Diana Santos, Ghilardi e Marcon. Sale a quota 10 punti in classifica. Dunque la formazione di Cataldo Guarino rimane invece a 6. La Lazio di Daniele Chilelli. Sta per terminare anche la nostra diretta e allora una buona serata da Matteo Bonacorsi.